Allarme BPV. Se il decreto della discordia chiude una falla, oggi rischia di aprirsene un'altra ancora più grande, quella degli affidamenti. Se un'azienda aveva attivato i fidi con Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca e Intesa San Paolo, adesso improvvisamente si trova ad avere a che fare con un unico istituto di credito che non potrà concedere la somma dei 3 fidi a un unico cliente, violando i limiti imposti dalle regole bancarie. Insomma, ci sono effetti che non si sono ancora né visti né sentiti, ma che rischiano di esplodere da un momento all'altro. Questo vorrebbe dire imprese che chiudono e posti di lavoro perso. Secondo me questo è inaccettabile, quindi bisogna assolutamente che ci sia un controllo, una verifica. E questo è quanto auspicavamo qualche giorno fa, che i comuni e le associazioni di categoria si attivino subito, adesso, per tempo, perché prevenire è meglio che curare, sostenendo le imprese in questo momento così delicato. E la nostra istanza oggi viene raccolta dalle associazioni che difendono i risparmiatori. Noi ci dobbiamo organizzare per fare una protezione, e questa si può fare solo con gli imprenditori. Abbiamo già interpellato Api Industria, Codacons. Noi mercoledì mattina siamo alle 11 da Ivan Palasco. Noi raggrupperemo chi vuole fare cose concrete. Sentito? L'associazione Zelino Terzo da Onara, che difende i risparmiatori, è pronta a costituire una task force di professionisti da mettere a disposizione delle aziende che vogliono essere protette a livello fiscale, produttivo e commerciale. Insomma, bisogna rimboccarsi le maniche, ma subito! Tirandosi su le braccetta e cominciare a fare quello che siamo capaci di fare e non chiacchierare.